Cari ascoltatori, benvenuti nella nuova puntata di Veneto 1 Classica. E poi vi ricordo che stiamo trasmettendo sulle frequenze del 97.500 appunto per la radio, ma anche per il canale 86 di Eden TV. E oggi è una puntata veramente straordinaria e molto interessante perché presenteremo un concerto, sempre del festival appunto Prosecco Classic Festival, un concerto straordinario che è stato fatto in una location tra l'altro particolare meravigliosa nel nostro diciamo ridente Veneto, nelle nostre colline venete del Prosecco, e esattamente della chiesetta di San Vigilio a San Martino. Tra l'altro è una chiesetta che ha un'acustica meravigliosa e ha ospitato questo quartetto di quattro giovani, anzi dei quasi giovanissimi, quattro talenti che poi fra poco vi presenterò. E ringraziamo naturalmente il sindaco Giuseppe Nardi e l'assessore alla cultura Mattia Perencin per aver ospitato questa manifestazione 2016. Il concerto si è svolto venerdì 12 agosto 2016 e ora vorrei appunto anche invece, come avevo detto all'inizio, citare i nomi di questo quartetto eccezionale, questi giovani talenti. Abbiamo il primo violino, Paolo Tagliamento, che poi tra l'altro conosciamo perché ha partecipato molte volte anche con l'Orchestra da Camera, i solisti di Radio Veneto 1. Poi abbiamo il secondo violino Mohamed Iber, poi la viola Raquel De Benito e il violoncello Davide Martin. Naturalmente voglio dire che questo quartetto è stato forgiato nell'alta scuola di perfezionamento spagnola dalla scuola appunto dalla sua maestà la regina Sofia, quindi insomma veramente un merito a questo gruppo non da poco, quindi ascolteremo sicuramente una grande esecuzione di alto livello artistico. Iniziamo appunto con il quartetto di Joseph Haydn, il quartetto numero 66, opera 77, dedicato al principe Leibowitz, e vorrei dire anche che questo è stato composto attorno al 1799. Haydn fu un caposcuola appunto anche della parte della forma sinfonica, della sinfonia, naturalmente dei quartetti. Programma tra l'altro che poi è veramente insomma molto interessante perché il quartetto hanno scelto due grandi mostri sacri, appunto Haydn, il quartetto che ascolteremo tra poco, seguito poi anche dall'altro quartetto numero 9, opera 59 di Ludwig van Beethoven. Sappiamo che Haydn è stato caposcuola ma anche maestro di Beethoven. Beethoven ha preso veramente molta ispirazione e diciamo ha seguito le orme di Haydn, poi sviluppando naturalmente la sua personalità, la grande personalità di Beethoven. Bene, allora diamo subito voce a questi quattro talenti. Ecco, il nome del quartetto è Haendel de Puertos del Estado, quindi un nome tutto spagnolo, e il Puertos del Estado è un paese, una città appunto che sta appunto nella costa spagnola. Bene, allora ascoltiamo il quartetto appunto numero 66, opera 77 di Joseph Haydn. Buon ascolto e sentirci tra poco. Sotto l'appuntamento di musica classica, questa sera avremo ospite del Prosecco Classic Festival un quartetto davvero di altissimo livello. Sono gli Haendel Puertos del Estado. Ma prima di iniziare invito l'assessore del comune di Parla di Soligo, Mattia Perencin, per un breve cenno di saluto. Grazie e buonasera a tutti. Fa sicuramente piacere in una splendida serata di agosto vedervi così numerosi questa sera. È vero, il concerto di questa sera io l'ho definito un concerto a livello internazionale per i nomi che abbiamo. Molti di noi ne conoscono uno in particolare probabilmente, che è Paolo Tagliamento, però anche gli altri sono davvero straordinari e questo mi rende veramente orgoglioso e felice di averli ospiti qui a San Martino nella splendida chiesa di San Vigilio. Siamo reduci da
il concerto della scorsa settimana con le Sax all'Auditorium Santo Stefano, doveva tenersi a San Gallo, ma per cause di maltempo non siamo riusciti, e quindi l'abbiamo fatto all'Auditorium, e anche quello veramente straordinario. Molti di voi che sono qui questa sera c'erano anche l'altra sera. Tutto questo è stato possibile organizzarlo grazie alla collaborazione che come Comune di Fara di Soligo da 2 anni abbiamo intrapreso con Roberto Ghizzo e con Radio Veneto 1. E qualcuno mi ha chiesto come mai ad agosto. Abbiamo avuto qualche problema, ma insomma credo che questo concerto di questa sera raccolga molto bene tutti gli altri 5 che non siamo riusciti ad organizzare. In ogni caso devo fare alcuni ringraziamenti, ma li farò anche alla fine. Uno in particolare va al parroco di Col San Martino, Don Carlo, che è qui. Ringrazio e saluto anche il parroco di Miane e il presidente della Proloco di Col San Martino, che anche lui ha voluto essere qui questa sera, perché poi faremo alla fine, avremo un piccolo omaggio da lasciare agli artisti. Prima di concludere, perché poi farò un altro intervento alla fine perché c'è una piccola sorpresa, vorrei che Don Carlo venisse qui vicino a me a fare un saluto. Visto che Don Carlo è sempre molto attento, disponibile per la cultura e per promuovere queste serate, anche quest'anno ha accettato di buon gradimento la serata di questa sera. Quindi Don Carlo, grazie ancora a nome mio ma di tutta l'amministrazione comunale per la tua disponibilità. Grazie a voi. Ecco, questo concerto di recupero spero che sia la ripartenza di nuovo per quei stupendi concerti che avete offerto, che continuate a offrire da anni. Auguro a tutti una buona serata, basta. Bene. Non andrei oltre e lascerei lo spazio agli artisti, e ancora un ringraziamento a te Roberto per la tua sempre straordinaria disponibilità. Grazie. Il giovane ensemble d'archi del Puertos dell'Estado di Madrid è composto dai migliori allievi della Scuola Superior Reina Sofia. Proprio di recente hanno entusiasmato personaggi della cultura del rango di Anne-Sophie Mutter, violinista tedesca, concertista di fama internazionale, prediletta dal mitico direttore d'orchestra Herbert von Karajan, Zamira Menuhin, la figlia di Yudi Menuhin, il grande violinista al quale è dedicato questo concerto nel centenario della nascita. Noi siamo stati ospiti l'anno scorso a Bruxelles, dentro al Parlamento europeo, ed abbiamo suonato nella hall dedicata appunto a Yudi Menuhin. E hanno suonato e sono stati premiati proprio anche da Sua Maestà, la Regina di Spagna, che appunto li ha come studenti. Sono i migliori studenti della scuola di altissima specializzazione. Direi che è arrivato il momento di far entrare Paolo Tagliamento, Mohamed Iber, Paolo Tagliamento violino, primo violino, Mohamed Iber secondo violino, Raquel De Benito e David Martin. Una piccola annotazione, come consuetudine nella musica classica, tra un tempo e l'altro è giusto non interrompere la concentrazione dei ragazzi e lasciarli così nella loro magica atmosfera. Grazie. Buon ascolto.
funziona o non funziona. Dimenticavo il primo brano di Haydn è il quartetto 66, opera 77, La Bock Pisse.
Bene, siamo ora invece pronti per la seconda parte di questo splendido concerto e poi devo dire che la cornice, come dicevo anche prima, è veramente interessante, nonostante anche una location un po' particolare, questa chiesa antica che è posta sopra il Colle San Martino e devo anche dire che l'acustica veramente anche per i musicisti è molto molto bella e interessante. Ora ascolteremo quindi un quartetto meraviglioso, pieno di temperamento, anche insomma difficile anche tecnicamente, perché insomma specialmente l'ultimo movimento inizia con un tema della viola che poi viene fugato con tutti i successivi strumenti, e questo richiede veramente molta calibrazione di ritmo, di sonorità, insomma non è cosa semplice. Bene, allora ascoltiamo adesso per finire il quartetto numero 9, opera 59 numero 3, dedicato al principe Razumovsky, anche questo fu un noto mecenate di quell'epoca, che sappiamo che tutti i grandi musicisti hanno avuto sempre un buon mecenate a sostegno. E ascoltiamo sempre nel quartetto, nell'esecuzione del quartetto Handel de Puertos del Estado, vero? In una splendida esecuzione. Buon ascolto.
Davvero non so se a livello italiano ci sia un quartetto a questo livello, a questa altezza. Sono stupendi, magnifici, non saprei che parole usare. La seconda parte del concerto vede il quartetto opera numero 9, opera 59, Razumovsky. Il conte Andrei Razumovsky era uno di quei nobili mecenati, forse il primo mecenate della storia, che ha aiutato Beethoven. Immaginate a quei tempi essere in grado di avere in casa un quartetto, era come avere in casa un'orchestra, e sentirete stasera un quartetto appunto che è una realtà la più raffinata che si possa avere in una casa. Il conte Razumovsky è stato il negoziatore principale della Russia al congresso di Vienna e fu tanto bravo che lo zar, venuto in persona a Vienna, lo elevò al rango di principe. Organizzò grandi ricevimenti, cose appunto, come dire, di routine per quei tempi. Però un incendio gli distrusse la grande casa che acquistò con gran parte dei suoi averi. Distrutto, fu costretto a vivere molto più modestamente e dovette rinunciare al suo quartetto, alla sua orchestra personale in casa e anche all'azione di mecenatismo nei confronti di Beethoven. Ma pur povero, grazie appunto al grande Beethoven, rimase immortale nella storia. Reinvitiamo i bravissimi ragazzi del Handel Puertos dell'Estado. Paolo Tagliamento, Norbert River, Rachel De Benito e David Martini.
Bene, siamo giunti al termine di questo splendido concerto del quartetto Handel dei Puertos dell'Estado, e però ci salutiamo con un meraviglioso bis, l'intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, e lo ascolteremo in una splendida esecuzione fatta tra l'altro diciamo da un tocco, da una delicatezza espressiva, curata appunto molto bene da questi archi, di questi giovani ragazzi, di questi giovani talenti. Veramente va a toccare il cuore se lo ascoltiamo con attenzione. La splendida sempre cornice di questa opera d'arte, di questa chiesetta di che appunto di Col San Martino, bellissima, hanno creato un'atmosfera veramente di grande levatura spirituale ed anche di emozione. E allora ci salutiamo, ringraziamo naturalmente tutta l'organizzazione, i tecnici, tutti quelli che hanno partecipato per sostenere questo bel concerto, che fa parte appunto del Prosecco Classic Festival, e vi do naturalmente appuntamento alle prossime puntate di Veneto 1 Classica, sempre sulle frequenze di 97500 e naturalmente su, appunto come ora state vedendo, Eden TV canale 86. Ancora grazie e buon ascolto.
Che dire, fantastici, davvero. Inviterei ancora l'assessore per il CIN per le ultime parole di rito e inviterei anche i ragazzi per un altro grandissimo applauso. Peraltro devo fare un ringraziamento particolare a Mohamed Iber perché doveva essere in tournée con il grande maestro Barenboim, il maestro che sta facendo una tournée con i ragazzi palestinesi e israeliani assieme a suonare. Ebbene, ha rinunciato a questa tournée per essere qui con voi per onorare il nostro Prosecco Classic Festival, per onorare Paolo Tagliamento e questa meravigliosa fiesta. Paolo Tagliamento, Mohamed Iber, Raquel De Benito, Martino. Sì, mi rammentavano, non me l'ero dimenticato, lo direi dopo l'intervento dell'assessore per il CIM, ma suonano con strumenti eccezionali. Paolo suona con un Pietro Rogeri, un violino del 1701, Rogeri è un liutaio bresciano, e Momo suona invece con un Andrea Guarneri, un altro grande liutaio, papà di quel Guarneri del Gesù che tutti conosciamo, ed è un grande violino del 1667, se non erro. Quindi abbiamo ragazzi eccezionali e strumenti eccezionali in un posto eccezionale. Grazie. Dico assolutamente nient'altro perché siete stati veramente straordinari e penso che
tutta la gente che è corsa qui sul Colle di San Vigilio questa sera e la standing ovation che avete preso in entrambi i finali dei due brani è veramente straordinaria e testimonia l'apprezzamento e la grande musica che voi quattro, che forse non fanno neanche 80 anni in quattro, siete riusciti a trasmetterci e a fare questa sera. E la cosa più bella è vedere che siete tutti quattro così giovani e che sapete fare veramente cose straordinarie, quindi sicuramente sentiremo ancora parlare di voi e voi sapete che la disponibilità nostra ma anche della parrocchia nel mettere a disposizione questi straordinari luoghi è sempre al massimo. Prima di concludere volevo ringraziare nuovamente il parroco di Col San Martino, Roberto Ghizzo di Radio Veneto 1. Inviterei qui il presidente della Proloco di Col San Martino perché quest'anno è il 60° della mostra del Prosecco e come Proloco sono state fatte tutta una serie di manifestazioni qui a Col San Martino per promuovere il nostro nettare. Volevo anche dare ai 4 musicisti un omaggio, un libro che parla non solo di Fara di Soligo ma di tutto il nostro territorio perché possano portarlo con loro e far vedere dove sono venuti questa sera. So che il presidente della Proloco ha anche un omaggio della nostra zona, questo è il Prosecco Classic Festival e presidente so che tu hai voluto omaggiare come Proloco i nostri musicisti di una bottiglia di buon vino. Intanto che io do i libri questo credo sia ancora più apprezzato del libro probabilmente. E uno anche a Roberto che è sempre così straordinario. E poi c'è un'ultima cosa, non ultima per importanza, ma perché è veramente un onore avere e collaborare con Roberto già da 2 anni. Prima dicevo che la mostra di Col San Martino quest'anno festeggia i 60 anni, ma come voi tutti sapete quest'anno i 15 comuni della DOCG sono anche città europea del vino 2016. Ed è proprio questa sera a Col San Martino che come amministrazione comunale abbiamo voluto conferirò questa sera io a Roberto Ghizzo il titolo di ambasciatore del Prosecco con la seguente edizione: Roberto Ghizzo, portatore di musica e cultura nel territorio del Conegliano Valdobbiadene. Roberto, questo è un nostro titolo che ti consegniamo come amministrazione comunale per la grande cultura e la grande musica che porti sia nel nostro territorio ma che da anni riesci a farti apprezzare e a portare in tutto il Veneto. Quindi grazie veramente di cuore Roberto perché te lo meriti tutto. Che dire, grazie, questa è una grande vera sorpresa. Mi fa piacere perché l'idea del nostro Prosecco Classic Festival, del nostro Festival del Prosecco, è appunto un'idea per cercare di coniugare la cultura del nostro lavoro che si sublima appunto nel Prosecco, nel
delle rive, prosecco che è un prodotto che arriva dalla fatica, dalle gerle cariche di letame, dalle pompe di solfato di rame portate a spalle sulle rive, ed è ovvio che sia giusto coniugare la cultura del nostro lavoro con la cultura di quella musica che nasce, che è anch'essa figlia della nostra terra, perché la musica barocca, la musica che noi ascoltiamo, nasce proprio qui nella nostra terra ed ha dei ragazzi eccezionali. I hope you are to understand what I say. This music born here, and we are very, very happy and proud to have you playing with all. Thank you so much. Grazie, ho detto grazie a questi ragazzi che ci hanno onorato con la loro presenza, e grazie a voi, grazie. Cosa vuoi che dica? Presidente, vieni qua anche tu, perché questo l'abbiamo organizzato anche grazie alla Proloco di Col San Martino, che è sempre molto disponibile, e devo dire che fra amministrazione comunale, parrocchia e associazioni del territorio c'è sempre molta affinità e si riescono sempre a fare delle straordinarie cose. Tra l'altro fuori di qui c'è un rinfresco che viene offerto dalla Proloco, e quindi Presidente lascerei a te due parole conclusive di saluto, visto che siamo nel cuore del Prosecco e visto che quest'anno festeggiamo la nostra mostra del vino. Buonasera a tutti, bravo Mattia e bravi a questi ragazzi, veramente ho passato un'ora fantastica. E cosa dire, questo evento qua a Col San Martino non me lo sarei mai aspettato, qui a Col San Martino con questi musicisti, e in più in questa meravigliosa chiesetta che tra l'altro è anche il simbolo della nostra Proloco. Quindi cosa volete di più ancora? Invito tutti quanti nell'uscire a recarsi nei tavoli dove i miei angeli custodi hanno qualche stuzzichino per proseguire un po' la serata in compagnia. Grazie a tutti quanti e buona serata. Grazie ancora a tutti e arrivederci ai prossimi concerti. Grazie.